La caserma si vedrà, potrà essere vista. Io so che scandalizzerà qualcuno, però secondo me avere una caserma mezza vuota, tre quarti vuota, con il rischio che il comando magari decida che siccome è sottoutilizzata di chiudere del tutto e spostare, che il comando ormai non ha più un valore operativo, non è più legato alle azioni locali. Il comando di Portogruaro comanda su tutto il nord Italia, no? Ma quindi che sia qui che sia a Bergamo non cambierebbe niente, perché i collegamenti sono tutti ormai internet. Quindi il pericolo è proprio questo, che se questa rimane ancora così troppo sottoutilizzata, ce la portano via come ci hanno portato via altre cose. Quindi cerchiamo di vedere quanto è possibile recuperare, valorizzare quegli spazi che sono enormi, Sono spazi sportivi, spazi anche di intrattenimento. Hanno pizzerie enormi, hanno il teatro, hanno la vecchia sede degli americani, della NATO, che era sulla stradina in fondo, adesso non mi ricordo come si chiama. Quindi tu dici bisognerebbe puntare più su quella zona, sulla caserma, piuttosto che fare clubi da altre parti. Se li hanno fatti, ormai non si possono buttare giù, li useremo comunque li useremo. Sì, vengono convertiti in sostanza, al limite. Comunque sì, possono essere convertiti.